Fa per cercare di smuovere e attenzionare il problema della riapertura dell'autodromo, abbiamo detto cosa facciamo? Ha detto facciamolo di sabato mattina, speriamo di essere in 10-15 persone, siamo circa un centinaio. Ringrazio le forze dell'ordine presenti qui, naturalmente, che ci vengono a garantire che sia una cosa naturalmente pacifica e normale, solo di attenzionare questo problema, perché il 10 di gennaio sono stati 3 anni che questa struttura è stata chiusa. Adesso siamo tutti preoccupati perché questa struttura, questo impianto è stato un investimento importante che ha dato tantissimo indotto a tutto il nostro territorio. Vedo gente che è arrivata da Monselice, da Padova, un po' dappertutto, insomma, vuol dire che questa struttura catalizzava tantissime persone e non era solo l'autodromo di Adria, ma era l'autodromo del nostro delta, del nostro territorio. Ringrazio veramente, vi ringrazio tutti quanti, ci conosciamo tutti quanti, sapete la mia passione qual è, okay? Qui abbiamo tutti quanti trascorso delle giornate incredibili, memorabili, e speriamo quanto prima di trovare una soluzione, perché so che l'8 marzo ci sarà una pronuncia da parte del Tribunale di Milano. Speriamo che si vada a incanalare verso le aspettative che tutti quanti noi attendiamo. Do la parola a Bartolomeo. Grazie Massimo, grazie Sindaco, grazie soprattutto a tutti voi che avete risposto così numerosi a questo appuntamento. Un appuntamento qui con Massimo non mancava occasione di parlarne e di scambiarci opinioni anche di sofferenza. Non è esagerato questo termine se dico sofferenza, perché quando si vede un'attività come questa autodromo di Adria, ma come diceva bene il sindaco, un autodromo del territorio che ha creato un effetto decisamente positivo per le attività, fino a coinvolgere in un raggio di 30 km molte strutture alberghiere, ristoranti e così via, vuol dire che almeno a memoria mia non mi ricordo mai che un'attività avesse creato un indotto del genere. Ora vederlo chiuso da 3 anni, io credo che sia un termine tale per cui si debba dire basta, si debba dare una risposta, qualunque e comunque essa sia, si deve dare una risposta, ma non tanto ai proprietari, come è giusto che sia, o a chi altri siano coinvolti, ma una risposta al territorio, una risposta alle persone che hanno bisogno di sapere, di capire, perché c'è chi ha anche investito, ha speso dei soldi credendo in questa attività che stava andando molto bene, perché l'ultimo evento, che è stato poi l'evento di chiusura, qui c'erano 1500 persone, 350 piloti che correvano. Adria, l'autodromo di Adria, era conosciuto dappertutto, qui venivano dappertutto e c'era un indotto, un cosiddetto effetto di destagionalizzazione, che significa che venivano tutto l'anno, non d'estate, non in primavera, venivano a febbraio, venivano a novembre, venivano a dicembre, e creava un effetto positivo per tutti, oltre che chiaramente per gli appassionati di questo sport, dal kartodromo all'autodromo, a chi correva in moto, a chi comunque trascorreva qualche ora felice in questa bellissima struttura che oggi è sotto gli occhi di tutti. C'è il degrado, oggi sta andando, C'è una responsabilità di gestione, c'è una responsabilità giustamente di gestione. Non possiamo assistere a questo degrado, che è anche un degrado ambientale, oltre che di struttura, oltre che di attività, come abbiamo detto. Per cui siamo qua per dire basta, date una risposta in fretta, facciamo ripartire questo autodromo, che è un'attività, è un effetto di benessere per tutti ed è quindi di tutti. Per cui facciamo in fretta e facciamo bene. Grazie a tutti voi.